stiamo lavorando con il freno a mano tirato. Perché? Perché ci manca quella che è la risorsa più importante, che è il capitale umano. È il paradosso del produttivo nord-est. Proprio di fronte a questa vigorosa ripresa, le aziende non hanno abbastanza personale per rispondere alle richieste del mercato. Dovremmo avere almeno altre 2 persone in produzione e 2 in ufficio tecnico. Diventa veramente difficile riuscire a dare risposte nei tempi stretti che l'industria ci chiede con questo limite di personale. Abbiamo incaricato non una, ben 4 agenzie di ricerca del personale, e nell'ultimo mese ci è stato portato un candidato. Proprio abbiamo il deserto per quello che riguarda queste figure professionali. Sono decine gli imprenditori che lamentano la difficoltà a trovare personale qualificato in regione, una carenza che sta facendo cambiare idea sull'impiego di manodopera straniera. Pensare allo straniero a me sta bene, noi abbiamo diversi dipendenti, abbiamo già assunto, ma con quale prospettiva si pensa allo straniero? Noi offriamo un mestiere, quel lavoro che facciamo qui in azienda è un lavoro, come dicevo, molto specialistico, dove chi ha voglia di imparare riesce a realizzare un futuro per se stesso. Il nuovo decreto flussi prevede più del doppio degli ingressi rispetto al passato, 70.000 contro i 30.800 degli ultimi anni. Oggi non possiamo più non immaginare una società inclusiva, oggi dobbiamo essere aperti sia nel mondo della produzione, bisogna guardare oltre i confini sia come mercati ma anche come risorse.